Molte grazie a Francesco Vallerani che ha introdotto molti elementi nuovi rispetto ai nostri ai discorsi finora avviati. Il punto di vista del geografo, scusate, punto di vista del geografo e o dell'ingegneria idraulica, le questioni di imperfezione della natura che si modifica grazie alla tecnologia, la nuova estetica del paesaggio, la questione delle bonifiche, delle quali abbiamo parlato un po', molto poco questa mattina, ma che sicuramente dal punto di vista dello studio del caso della città giardino di Marghera sono fondamentali, appunto la bonifica dei bottenighi e l'area che da rurale diventa area di urbana, dicevi tu, non tanto appunto trasformazione agricola, non tanto bonifica agricola, ma bonifica in funzione delle creazione dei bacini portuali e del quartiere urbano. E poi anche questa introduzione che io ho apprezzato moltissimo della letteratura, e questi riferimenti a Ippolito Nievo, a Jack London, li dico in disordine, a Jules Verne, mi sembrano particolarmente fertili, e poi all'iconografia per arrivare appunto al futurismo. Io credo che siano tutti spunti che vanno nella direzione sulla quale io ho insistito fino ad essere noiosa, del fatto che stiamo aprendo dei ragionamenti e non stiamo assolutamente chiudendo una ricerca fatta. Esistono un'infinità di aperture possibili che ci aiutano a capire meglio di come sono andate le cose. A questo punto vi propongo una piccola pausa caffè e poi abbiamo la seconda parte del pomeriggio che centrerà finalmente anche il villaggio, la città giardino di Marghera, con un'analisi della stessa e poi un ragionamento un po' più ampio su che cosa è successo nei dintorni, da Marghera a Mestre. Ancora andando. L'audio gli fa...
La parte della... sta andando, fatto di... Apple, Samsung, sì. Quello che si parte, infatti sto... Ah, ok. Pure con le frecce, sì, che ne sono.
No, forse però mettendo... Perché poi scrive.
Allora, se riprendiamo, se vi sedete, finalmente arriviamo a parlare della città giardino di Marghera con Tommaso Tagliabue, che aveva curato un sito su questo tema qualche anno fa, non so quanti, non mi ricordo più. Una decina quasi. Una decina addirittura. Per il novantesimo Insomma, forse. Aveva raccolto il materiale documentario sul caso della città giardino di Marghera, inserendolo in un sito che è un po' una parte importante del nostro discorso, perché consente di parlare proprio del caso specifico. Tommaso, Grazie. lavora allo UAV di Venezia. Grazie, era un sito che era stato, diciamo, finanziato con delle borse di studio della Regione Veneto per lo UAV e per Ca' Foscari, riguardante l'architettura in Veneto fra le due guerre, e appunto io mi ero occupato di un caso che era la costruzione, le costruzioni, i quartieri IACP a Venezia, e quindi ovviamente anche Marghera. Io leggerò il mio intervento, spero di non ammorbare troppo, appunto soprattutto alla fine del convegno. A Venezia esiste sempre un problema artistico e di bellezza panoramica, al quale neppure le costruzioni popolari possono lecitamente sottrarsi. Così, in una pubblicazione edita nel 1928, La casa a Venezia nell'opera del suo istituto, il presidente dello IACP veneziano Plinio Donatelli riepilogava le scelte linguistiche adottate dall'ente nei numerosi quartieri di edilizia popolare recentemente costruiti in centro storico e che qui sono riepilogati in una illustrazione che è tratta proprio da quel testo del 28. Scriveva Donatelli, cito: «Ne sono tanto i palazzi di stile quanto il complesso dei movimenti, delle luci, dei colori, delle forme svariate, asimmetriche, talvolta irrazionali, quello che caratterizza il tanto ammirato ambiente veneziano. L'Istituto ha cercato che le sue costruzioni non avessero a portare in questo ambiente una nota stonata», afferma Donatelli, mostrando con orgoglio la gran varietà di camini che lo IACP aveva messo in cima ai suoi quartieri. Con sobrietà di mezzi, sempre Donatelli che scrive, con sincerità di architettura, con semplicità di stile, con l'uso parco delle tinteggiature, avvalendosi di opportuni movimenti di pianta e di alzato che creano ombre e risalto, riproducendo ove fosse opportuna qualche caratteristica della topografia veneziana o qualche elemento più noto e diffuso dalle altane ai camini, l'Istituto non ha preteso di fare opera d'arte, ma ha cercato che nell'assieme cittadino le sue costruzioni non avessero speciale risalto. L'intervento che negli anni '20 meglio esemplifica le scelte architettoniche dello IACP veneziano fu certo il grande quartiere Vittorio Emanuele III a Sant'Elena, su disegno prevalentemente dell'ingegner Paolo Bertanza, capo dell'ufficio tecnico. A confermare l'idea di modernità dell'ente aiutano queste due foto di cucina popolare in tempi di poco successivi, mostrati da Donatelli, sempre nella pubblicazione del 28, a sinistra una casa sovraccarica di pentolame, costruita dal comune a inizio secolo, a destra un interno, come dice la didascalia, di recente costruzione dell'istituto. Commenta Donatelli: più che altrove a Venezia la cucina ha l'importanza del locale di abituale soggiorno. Adorna dei vecchi peltri e dei rami che vengono scrupolosamente lucidati ad ogni ricorrenza, la cucina delle vecchie buone famiglie popolari veneziane assume fra l'altro il ruolo di salotto e di camera da pranzo. Nelle nuove costruzioni l'istituto la volle meglio adeguata alle sue complesse funzioni e infatti spariscono tutti i peltri e si ringiovaniscono anche un po' gli abitanti. Nelle parole di Donatelli, la ricerca di venezianità nei nuovi quartieri di case popolari doveva riguardare anche la planimetria. Cito: in generale, le nuove calli sono di adeguata larghezza, onde non manchino mai aria e sole, i campielli, le risvolte,
qualche sottoportico che le intramezza richiamano efficientemente la caratteristica topografia veneziana. E qui, sempre dalla pubblicazione del 28, due esempi di, per così dire, campielli modernizzati appunto a Sant'Elena e a Santa Marta, che è un'altra importante realizzazione anche dello IACP degli anni immediatamente precedenti all'intervento a Marghera. Aggiunge Donatelli: la scarsezza di area ha ovviamente costretto a limitare nei gruppi urbani la dotazione di scoperto ad uso di orto. Potemmo essere meno parchi al Lido, intervento sul quale poi torneremo brevemente, e più abbiamo largheggiato nel gruppo Volpi a Marghera. Colà, l'istituto, con l'intento di alleviare il problema demografico urbano, ha voluto richiamare alle nascenti industrie gli operai veneziani, ai quali in città veniva meno la possibilità d'occupazione. Ivi si ritiene quindi opportuno creare un ambiente ove fosse evidente il sano contrasto con le ristrettezze cittadine. Le molte case che lo IACP di Venezia era chiamato a costruire a Marghera non avevano da creare artificialmente le calcolate irregolarità planimetriche proposte da Donatelli, bensì dovevano adeguarsi al disegno urbano predisposto dal piano regolatore elaborato dalla sezione autonoma del porto dell'ufficio tecnico comunale, appositamente istituita nel febbraio 19 e diretta dall'ingegner Pietro Emilio Emmer. Reticolo infrastrutturale viario che le celebri foto dell'archivio Giacomelli mostrano nel suo lento popolarsi di sparse architetture. Sul numero del maggio 22 della rivista mensile della città di Venezia, Emmer presentava il Sobborgo Giardino di Venezia in terraferma, era questo il titolo dell'articolo, da costruirsi accanto alle nascenti fabbriche, ottimisticamente previsto per 30.000 abitanti. Nell'articolo Emmer evocava le idee di Howard, certo sul suo disegno planimetrico dovettero influire anche le prime concrete realizzazioni di città giardino inglesi e italiane, come abbiamo visto questa mattina col professor Zucconi, quindi Letchworth e Milanino in particolare. Ne va dimenticato, almeno per quanto riguarda il disegno planimetrico ovviamente, ne va dimenticato il ruolo di Raffaele Vivante, capo dell'ufficio igiene del comune, che nel 9 era stato autore di una basilare indagine sul problema delle abitazioni in Venezia. Emmer sottolineava che la costruzione del grande quartiere doveva sopperire al grave problema del sovraffollamento del centro storico, cito, che è per la città di quasi impossibile miglioramento, per le caratteristiche specialissime sue, poiché Venezia non dispone di un suburbio come le città di terraferma. L'esodo dei veneziani sarebbe stato immediato, garantiva l'ottimista Emmer, cito, per la convenienza di avvicinarsi al luogo di lavoro e per la constatazione che qui vi troveranno case confortevoli, con aria e luce in abbondanza, spazi a giardino, campi di gioco e l'impianto di tutti i servizi pubblici oggi insistentemente richiesti da ogni classe di popolazione. Il Comune di Venezia può con giusto orgoglio compiacersi di aver fatto sorgere non uno dei molti esperimenti teorici, ma una vera e propria città giardino. Emmer ricordava poi che la, cito, consacrazione ufficiale del nuovo quartiere era avvenuta il 17 maggio 1922 con la visita di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III, che ha percorso le strade principali soffermandosi sul grande piazzale Paolucci, oggi piazzale Giovannacci, dove vide il modello in grandezza naturale della fontana monumentale che la società del porto industriale intende offrire al Comune di Venezia ad ornamento, monumento apparentemente non memorabile che mai oltrepassò lo stato provvisorio in gesso e che qui l'archivio Giacomelli ci permette di ricordare. Se le infrastrutture del quartiere urbano di Marghera erano a carico del comune veneziano, successivamente avrebbero dovuto entrare in azione gli enti per la costruzione delle case popolari, le cooperative, le società industriali, gli imprenditori privati, vale a dire qualsiasi operatore si fosse fatto carico della costruzione delle nuove case.
Per dare uniformità a un quartiere che nasceva dal lavoro di mani così diverse, cito, per non alterare il criterio fondamentale di formazione del quartiere urbano a tipo di sobborgo giardino, come esplicita Emmer nel suo scritto, benché si debba lasciare ai diversi enti o privati costruttori una certa libertà di progetto delle nuove costruzioni, è stato ritenuto opportuno di fissare alcune norme speciali edilizie e di destinazione delle diverse aree. Niente casermoni d'affitto, specificava Emmer. Tuttavia si ritenne, cito, anche per ragioni economiche, dato l'elevato costo attuale delle costruzioni, di permettere anche le costruzioni di case a più abitazioni. L'auspicio da parte di Emmer era che si potesse in seguito arrivare, questo nelle parole di Emmer, nel successivo sviluppo del quartiere, a costruire, se non tutte casette isolate, aggruppamenti di parecchie casette, ciascuna per una famiglia. Quindi Emmer, diciamo, che prevedeva uno sviluppo che invece è andato nella direzione esattamente opposta, cioè che inizialmente si potesse proporre all'operaio, al lavoratore veneziano, una casetta piccola ma con altre famiglie, e poi, abituandosi a questa casa singola, i successivi lavoratori veneziani avrebbero chiesto una casetta tutta per sé. Emmer faceva distinzione, già dall'inizio, tra case isolate di tipo operaio e villini o piccole case con giardino per impiegati e capi. A uniformare le gerarchie dovevano essere certe norme da rispettarsi per ogni tipologia abitativa e da parte di ogni ente chiamato a costruire. Parole di Emmer: le case dovevano essere isolate, ogni fabbricato doveva avere un'area non fabbricata pari ad almeno 4 volte l'area costruita, da sistemarsi ad orto o giardino. Ciascun corpo di fabbrica dovrà essere distante dagli altri non meno di 15 metri, gli edifici non conterranno più di 3 piani, compreso il terreno, le fronti non dovranno mai avere una lunghezza superiore a 35 metri. Queste sono, diciamo, le più importanti prescrizioni con le quali Emmer cerca di dare uniformità al quartiere. Particolare cura Emmer rivolgeva, cito, ai vincoli per le chiusure fra le diverse proprietà. Sono da escludere gli alti muri divisori perché riducono il terreno ad una grande scacchiera, limitando la visuale di ogni fabbricato, mentre sarebbe consigliabile il sistema inglese della divisione mediante semplici siepi. Tra le prime case vi furono le 32 realizzate dalla cooperativa edile ferroviaria di Mestre, che sfruttò l'occasione per erigere un isolato di villette da assegnare ai funzionari delle ferrovie. Nel testo del 22 Emmer ricordava poi che l'Istituto Autonomo delle Case Popolari ha già approntato il progetto per 3 quartieri da costruire su aree appositamente scelte per un complesso di numero 46 case di 14 tipi differenti, progettate prevalentemente dall'ingegner Bertanza. Si trattava di costruzioni di 2 o 3 piani, suddivisi dai 2 ai 6 appartamenti per edificio. La varietà delle proposte tipologiche nelle parti di Marghera assegnate allo IACP era finalizzata a proporre al lavoratore non solo una casa singola, o quasi singola, diciamo, da condividere con poche famiglie, ma anche individuale, nel senso di diversa da quella del proprio vicino. Lo IACP veneziano, che così attentamente andava ambientando i suoi quartieri in centro storico, doveva dunque porsi il problema di quale lingua architettonica adottare in terraferma, senza tradire le linee guida del piano di Emmer. Nel numero di agosto 22 di Città di Venezia, il presidente Donatelli svelava che, cito, a rendere più attraente ed igienico questo nuovo quartiere, i fabbricati saranno di tipo semirustico e nel complesso si avrà una vera città giardino, termine che, come si può vedere, ritorna diciamo molte volte. Più esplicito riguardo al tipo semirustico si rivela in una sua relazione l'ingegner Bertanza. Scrive Bertanza: secondo il nostro concetto la casa di Marghera non deve essere né la casa di città né la villa né il sobborgo monotono e uniforme del centro industriale né la casa rurale, pur risentendo ed ispirandosi alle caratteristiche migliori di questi ambienti.
L'operaio o l'impiegato deve trovare un ambiente che lo compensi della vita cittadina e che lo alletti alla vita più sana della campagna, e ciò senza che debba sentire troppo lo sbalzo tra i due regimi di vita. L'ingente intervento residenziale dello IACP avrebbe dunque dovuto dar forma ad agglomerati di case dalla natura ibrida, sospesa fra campagna e città, poste accanto alle fabbriche, ma che respirassero, nelle parole di Bertanza, l'aria e la luce di cui è ricca la campagna. Bertanza fa tuttavia un'importante precisazione. Il nuovo aggruppamento, che sarà qualcosa di simile alla città giardino, deve essere differente dalla città giardino quale per necessità di ambiente abbiamo costruito al Lido. L'ingegnere si riferisce all'edificazione recentissima del quartiere di Quattro Fontane, iniziato nel 15 per opera della Commissione Case Sane Economiche e Popolari del Comune di Venezia, ma realizzato solo dopo la guerra, nel 2021, dallo IACP su disegno prevalentemente del solito Bertanza. Erano gli anni in cui Giuseppe Volpi, fra le altre cose anche presidente della Compagnia Italiana Grandi Alberghi, andava plasmando il volto della nuova Venezia del tempo libero e del turismo internazionale. Il quartiere di Quattro Fontane aveva il compito di ospitare i lavoratori del nascente settore turistico. Al di là della disinvoltura con la quale al tempo veniva utilizzata l'etichetta di città giardino, evidente nella diversità tipologica fra le più dense costruzioni al Lido e gli sparsi villini di Marghera, va sottolineato che nelle parole del Bertanza la piccola Garden City del Lido doveva distinguersi da quella in terraferma soprattutto per la qualità degli spazi verdi. Se al Lido a dividere una casa dall'altra erano giardini, a Marghera, cito, al giardino avremmo sostituito l'orto, in tutto il complesso dell'espressione di questo termine, che forse meno gentile del primo rappresenta meglio nella sua essenza il carattere che si intende imprimere al nuovo quartiere. Dunque per Bertanza Marghera doveva essere riconosciuta quale quartiere di lavoratori pure nei suoi spazi aperti. L'orto era il lavoro domestico al quale era quotidianamente chiamato l'operaio. La natura semirustica delle case IACP a Marghera, della quale Donatelli propose numerose declinazioni, sono i 14 tipi di cui parlava prima l'articolo del 22, nella già ricordata pubblicazione del 28, da cui sono tratti queste immagini, dimenticati quasi totalmente i meditati mimetismi proposti dall'ente nei quartieri del centro storico, pare più che altro guardare ai numerosi e differenziati esempi di villette e villini fioriti soprattutto in ambito milanese, come appunto abbiamo visto questa mattina, appena prima della guerra, sull'onda della recente ricezione in Italia delle idee di Howard. Si vede ad esempio, come appunto già detto dal professor Zucconi, il concorso per villino moderno, bandito a Milano nel 10, promosso dall'Unione Cooperativa e dal Comitato Promotore delle Mostre Temporanee e pubblicato sulle pagine di una rivista milanese che ebbe un solo anno di vita, Le Case Popolari e le Città Giardino. Oppure si pensa al gran numero di soluzioni per case singole racchiuse nel fortunato manuale pubblicato dall'ingegner Icilio Casali, tipi originali di casette popolari, villini economici ed abitazioni rurali, pubblicato a Milano nel 7, che nella prefazione prometteva una, cito, serie graduale di studi per costruire casette per l'abitazione dell'operaio, del piccolo commerciante o di impiegato e villini o casette isolate, offrendo una sfilata di architetture per tutte le tasche che disinvoltamente, come nelle parole di Casali, arieggiavano al gotico oppure evocavano il castello merlato o la semplicità degli chalet svizzeri. Casali, nella sua prefazione, faceva distinzione tra città operaia e città giardino. Entrambe dovevano essere connotate da casette popolari, ma nel primo caso queste andavano disposte in gruppi regolari, allineate su rettifili, mentre nella città giardino i gruppi irregolari di casette dovevano affacciarsi su strade sinuose. Il piano regolatore di Marghera, che aveva l'ambizione di essere sia città operaia che città giardino,
era stato ideato, nelle parole di Emmer, cito, contemperando il sistema americano dai tracciati rettilinei con quello degli eccessivi tracciati curvilinei. Se lo IACP scelse di non connotare con caratteri veneziani le sue case di Marghera, qualche costruzione di imprenditore privato optò per una lingua più schiettamente locale, come nel caso della Casa Rossa, posta all'inizio dell'attuale via Fratelli Bandiera dall'imprenditore Alessandro Baracco, originariamente ideata come casa albergo con botteghe, poi occasionale sala da ballo, poi Casa del Fascio, oggi sede della Guardia di Finanza. Dove invece la tradizione architettonica veneta ebbe libero corso, fu in uno dei pochissimi edifici pubblici costruiti nella prima Marghera, la grande scuola Filippo Grimani, dal nome del sindaco della Convenzione del 19, progettata da Fulgenzio Setti per 1000 alunni, inaugurata nel 27, il carattere architettonico della nuova costruzione rimandava esplicitamente alla sobria monumentalità delle vicine ville sul Brenta, ovvero alla specificità delle architetture in terraferma della Serenissima. Per trovare un esempio di architettura moderna a Marghera si dovette attendere il 30, quando l'imprenditore Tranquillo Rossi, produttore di pali per fondazioni, si fece costruire su Piazzale Paolucci un villino progettato dall'architetto Faludi, oggi non più esistente. Eugenio Faludi, nome italianizzato di Jacob Flo, di famiglia ebrea ungherese, in seguito ebbe ruolo importante nell'architettura milanese degli anni 30, in sodalizio con Enrico Griffini, con il quale aderì al MIAR. Il villino di Marghera fu presentato alla seconda esposizione di architettura razionale, tenutasi a Roma nella primavera del 31, e nel 32 apparve come caso esemplare nella prima edizione di Costruzione razionale della casa, fortunato manuale di architettura domestica moderna, pubblicato da Griffini. Dal 40 Faludi emigrò in Canada, dove svolse lunga e importante carriera da urbanista. Come noto, lo sviluppo del quartiere urbano di Marghera non andò però nella direzione auspicata da Emmer. Nel 28 l'ancora fiducioso Donatelli poteva ritenere che gli allettamenti, termine che ritorna di frequente negli scritti che pubblicizzano il nascente quartiere, allettamenti con i quali lo IACP voleva attirare a Marghera i lavoratori veneziani, avessero avuto buon esito. Scrive Donatelli: gli alloggi esercitarono in effetto quell'allettamento che vale ad indurre molti veneziani a lasciare senza rimpianto la loro vecchia residenza urbana. Le cose in verità stavano andando in tutt'altro modo e lo stesso Donatelli sembra rendersene conto in un successivo passo un poco più perplesso. Scrive Donatelli: Mestre è attorniata da campagne, la cui popolazione subisce la forte attrattiva dell'urbanesimo. Già parte di essa lascia il lavoro dei campi per quello degli stabilimenti industriali di Porto Marghera, sedotta da maggior guadagno e dalla facilità con cui modesti mezzi di locomozione agevolano l'esodo mattiniero ed il serale ritorno alla famiglia. Ma a questa tendenza è necessario contrastare, aggiungeva minaccioso Donatelli. Non erano infatti gli operai veneziani ad affollare le nuove fabbriche, ma i contadini della terraferma che quotidianamente arrivavano in bicicletta dai campi. Erano contadini che non smettevano il lavoro in campagna anche per la stagionalità dei cicli produttivi di alcuni settori industriali, né abbandonavano la loro residenza rurale, anche perché l'affitto di una casa IACP equivaleva mediamente a un terzo circa della paga operaia. Per favorire l'arrivo degli operai veneziani, le case dei primi anni 30, costruite a Marghera, tanto più in una congiuntura economica fortemente recessiva, furono caseggiati di maggior dimensioni e provvisti di rifiniture meno accurate che i precedenti villini. In un documento comunale del giugno 30 si può leggere che, cito, «Oggidì non è più tempo di villini eleganti o di vasti appezzamenti con scoperto, ma di alloggi economici popolari raggruppati in edifici di maggior mole.
furono le cosiddette case ultrapopolari, ubicate per lo più nei dintorni di Via Calvi. I regolamenti che dovevano uniformare le costruzioni del quartiere vennero progressivamente allentati e cominciarono le numerose costruzioni in deroga. Ancora più lontana dall'idea di Emmer fu tra il 1934 e il 1938 l'edificazione dei 3 villaggi ultrapopolari, come abbiamo visto questa mattina con Bettini, di casette e baracche per sfollati e indesiderati politici a Ca' Emiliani, Ca' Brentelle e Ca' Sabbioni, ai confini del quartiere urbano. Qui Comune e gli ACP non si posero alcun problema di linguaggio architettonico. Nell'ottobre del 1934 la Rivista di Venezia così propagandava il primo insediamento di baracche a Ca' Emiliani alla Rana, poste in, come è scritto, ambiente moralmente e igienicamente sano. Il comune, acquistato un vasto terreno asciutto e fertilissimo, lo suddivise in 128 appezzamenti, su ciascuno dei quali fu costruita una casa sana e ridente. Tali edifici, spaziosi, asciutti, robusti, sono costruiti coi più moderni sistemi dell'edilizia, ben rifiniti all'esterno come all'interno. Nel centro del curioso villaggio è stata sistemata una piccola piazza con un centro di sorveglianza diretto da un custode. Dunque la vicenda di Marghera rimase tutta confinata all'ambito della politica edilizia veneziana, con un unico, però notevolissimo, tentativo di intromissione. Nel 1934 Le Corbusier cercò di ottenere un ruolo nella costruzione del quartiere attraverso un contatto diretto con Giuseppe Volpi, correttamente considerato dall'architetto svizzero come il vero deus ex machina dell'operazione Marghera, tema che qualche anno fa è stato studiato da Antonio Foscari. Le Corbusier fu a Venezia dal 25 al 28 luglio del 1934, invitato al convegno L'arte e la realtà, l'arte e lo Stato. Il simposio, patrocinato dalla Società delle Nazioni, si tenne a Palazzo Ducale in concomitanza con la 19ª Biennale d'Arte, di cui Volpi era presidente. Le Corbusier tenne una prolusione che poi in parte confluì nelle pagine della Ville radieuse, testo pubblicato l'anno successivo e da cui ho tratto questa immagine. A chiusura del congresso veneziano, Volpi invitò i convegnisti a una breve crociera sul piroscafo Lido in visita alla Venezia del XX secolo. Dopo l'attracco a Marghera, gli ospiti, guidati dall'ingegner Luigi Pagan, direttore del nuovo porto, furono accompagnati a visitare l'area industriale e l'annesso quartiere urbano. Quest'ultimo dovette davvero sconcertare Le Corbusier. Terminato il convegno, tornato a Parigi, l'8 agosto l'architetto svizzero scrisse a Pagan d'aver espresso a Volpi, cito, la sua ammirazione per la parte del piano che è tecnica e il suo stupore per quanto riguarda la parte residenziale. In effetti, scrive Le Corbusier, rimango persuaso che è un crimine realizzare una città su un tracciato siffatto nel 1934, soprattutto in un paese fascista. L'urbanistica è materia che compete all'autorità, alla decisione. Ora, la vostra impresa magistrale del porto di Venezia dimostra che l'autorità è in essa dominatrice incontrastata. Chiosa un Le Corbusier folgorato dall'energia di Volpi. Tale consapevolezza è testimoniata anche dal rapido schizzo, questo in alto a sinistra, pubblicato nella Ville radieuse, con il quale Le Corbusier aggiunge alla Venezia storica la nuova Venezia di Volpi, soffermandosi anche sul terminal di Miozzi, che è qui pubblicato nella Rivista di Venezia del 1934. Come esempio di corretta maniera di progettare un moderno quartiere urbano nel 1934, Le Corbusier inviò a Pagan una copia dell'Architecture d'aujourd'hui in cui è rappresentata una sua proposta per un nuovo quartiere residenziale da realizzarsi ad Anversa, sulla riva sinistra del fiume Escaut, in una situazione topografica che Le Corbusier riteneva affine a quella di Marghera. La relazione con la quale Le Corbusier accompagnava il piano per Anversa,
significativamente s'apriva con un attacco all'idea di città giardino, considerata, cito, un'utopia premacchinista, un errore deplorevole che porta allo spreco, alla pericolosa estensione del territorio urbano e ad un grave indebolimento della potenza civica. Il piano per Anversa, che non fu mai realizzato, era strutturato da una articolata maglia di residenze a Redin di 15 piani, con una fila di edifici, questi, alti 200 metri, per le attività terziarie, attestati per lo più lungo un ampio asse rettilineo, il cui fuoco prospettico era costituito dall'altra parte dell'acqua dalla cattedrale posta appunto oltre il fiume, così da costituire, nelle parole di Le Corbusier, un legame spirituale tra presente e passato. Nulla ci poteva essere di più distante dalle case semirustiche di Marghera. A fine settembre 1934 l'impaziente architetto svizzero scrisse personalmente a Volpi, cito, «La città di Venezia che ho visitato per la terza volta mi ha fatto un'impressione ancora più forte che mai. L'autostrada e il garage che la conclude sono davvero una bella opera urbanistica. Avete salvato la Venezia antica creando Porto Marghera. Ho la più intima convinzione che è possibile fare a Marghera un centro residenziale che sia un poema come lo è Venezia, su un altro piano, naturalmente». Dopo un così altisonante preambolo, Le Corbusier arrivava al dunque. Offro, Le Corbusier, di venire a discutere con voi del modo con cui si potrebbe sviluppare da qui in avanti l'urbanizzazione e la costruzione del quartiere residenziale di Marghera. La rivoluzione architettonica compiuta nel secolo scorso ci ha messo, dopo la guerra, in condizione di costruire su basi completamente nuove. Il 25 ottobre la pragmatica risposta di Volpi spegneva gli entusiasmi di Le Corbusier. Cito Volpi, non vi è dubbio che lei ha qualche ragione dove rileva che da noi fu dato a Porto Marghera maggior sviluppo alla parte industriale piuttosto che alla parte urbanistica, e anche l'architettura della parte industriale la credo buona, quella urbanistica mediocre. Soltanto ormai si può dire che il lavoro sia compiuto, e cioè sia in quello stadio dove il tempo automaticamente deve completare e dove l'iniziativa prima e la prima spinta sono cessate. 15 anni dopo l'avvio della grande impresa di Marghera, l'utopia della città giardino da edificarsi sul bordo della laguna, profetizzata da Emmer con case confortevoli, aria e luce in abbondanza, era già tramontata anche nelle parole di Volpi. Grazie.